Ecco, noi siamo supportati dalle vostre slide che fanno delle fotografie di una situazione in modo particolare dall'inizio da gennaio ad aprile 2022. Eccolo qua, morti bianche, qui abbiamo dati di gennaio-aprile. Che cosa avete trovato anche zone rosse proprio per colpire molto l'attenzione? Che cosa ne emerge? Abbiamo dei territori diversi nel nostro paese. Sì, allora noi abbiamo creato questa zonizzazione, la chiamiamo noi in Italia, cioè abbiamo diviso, prendendo spunto dal Covid, le varie regioni dandogli dei colori, ma in sostanza le zone che sono colorate bianche sono zone a minor rischio, quindi hanno un'incidenza, un rischio reale, cioè un'incidenza mortale, ossia il numero di morti sul lavoro diviso la popolazione lavorativa, che quindi dà un effettivo livello di rischio che c'è nella zona, cioè nella regione. Quindi bianche sono zone che hanno un rischio inferiore alla media nazionale, all'indice di incidenza nazionale. Gialle hanno un indice che va dal meno 25% al dato medio nazionale, poi arancione supera la soglia media nazionale, e per esempio il Veneto adesso è in zona arancione, e poi rossa naturalmente sono le zone più a rischio che superano del 125% il dato medio nazionale. In sostanza bianco si rischia meno, ci sono meno infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa, il giallo un po' di più ma sempre sotto la media nazionale, l'arancione supera la media nazionale e poi il rosso lo supera abbondantemente. Però rosso vediamo Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige e Puglia, sì anche la Toscana, dove c'è allora un minor percentuale di persone che lavorano sostanzialmente. Ma questi sono già dati che sono pesati sulla popolazione lavorativa. E quindi come mai questa incidenza? Mi sorprende molto il Trentino Alto Adige, che è in genere virtuoso sotto diversi profili, e la Val d'Aosta che... Sì, ne basta uno insomma. Sì, questi sono dati dei primi 4 mesi ancora, quindi sicuramente varieranno nel tempo, ma normalmente regioni come il Veneto, come vede, e la Lombardia, che sono regioni con una numerosissima popolazione lavorativa, in questo momento li vediamo arancioni, ma l'anno scorso era bianco la Lombardia, giallo il Veneto, quindi sono dati soggetti a variazioni, ma in questo momento danno una fotografia di quello che è successo nei primi 4 mesi e quindi potrebbero essere anche linee di indirizzo per le regioni o per i servizi che verificano cosa succede poi negli ambienti di lavoro, quindi gli SPISA. SPISA che peraltro lamentava di non avere personale sufficiente per poter fare tutti i controlli, questo è un altro aspetto. Sì, è una lamentela che va avanti da anni, ci sono stati anche proclami di nuove assunzioni, però insomma dal momento in cui c'è il proclama, al momento in cui poi ci sono tutti gli adempimenti burocratici, al momento in cui si formano queste persone che devono andare a vigilare nei luoghi di lavoro, al momento in cui ci sono gli effetti ci vogliono parecchi anni.